L'infinito senza alcuna dimensione, spazio senza aria, l'universo, il tutto, il niente, il Dio. Ai primordi, prima che una luce si accendesse, il vuoto. Nel volgere della storia, quando poi pian piano l'intelletto iniziò il suo percorso verso la verità, verso quell'infinito la cui unica denominazione plausibile può essere Dio, vedremo sui libri di geografia e di astrologia l'immagine dell'universo impaginata in un riquadro. Lo spazio infinito lo abbiamo sempre concepito come finito, come una televisione spenta, esattamente come adesso, come una parte di pagina che non può andare al di là, che può limitarsi a dare un'idea, ma che non potrà mai rivelarsi. In questa vita terrena, qualsiasi cosa di infinito l'abbiamo sempre concepita come finito. L'intelletto, un dono, un privilegio, forse. Da un'alchimia magica, da un granello di terra bagnato d'acqua, illuminato dalla luce e riscaldato dal fuoco, nacqui io, primo uomo sulla terra, precursore di tutto quello che poi divenne, capostipite del sistema, della cultura. Quali fossero le precise motivazioni perché mi ritrovai sotto una maschera di carne, rinchiuso in una gabbia fatta di materia, non lo so. Ma capii subito che doveva esserci un motivo valido per qualsiasi cosa potesse dare un senso a questa esistenza. L'aria da respirare, i frutti da mangiare, l'acqua da bere, i fiori da raccogliere. Tutto aveva un senso e tutto, così come me, doveva avere un senso in più. L'unica spiegazione che dentro me asserì come corretta è che per lo stesso apparentemente misterioso ed ingiustificato motivo per cui io fossi vivo, per cui io esistevo, esisteva tutto il resto, la natura. La natura aveva messo a disposizione la mia sopravvivenza sulla terra, senza sapere né come né perché. La natura mi offriva la possibilità di vivere, di bere, di mangiare, di coprirmi. Potevo modificare la natura a mio piacimento. Potevo creare.
costruire. E distruggere. Così arrivai ad un'ovvia conclusione. Ero Dio. Così arrivai ad un'ovvia conclusione. Non ero Dio. Anche questo doveva avere un senso. Osservavo. La natura è stata mia maestra. Osservavo gli accoppiamenti degli insetti. Allora pensai che poteva esserci anche l'essere che doveva accoppiarsi con me. La cercai per molto tempo. Girai invano per giorni. Tutto inutile, non sarai più solo e pian piano dovrai abituarti a convivere con i tuoi figli e quindi con i tuoi simili. Da lì in poi il destino del mondo è chiaro. Chi mangerà la mela più grossa? Chi berrà l'acqua più pulita? Sogno, allucinazione o realtà? Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Tramanderai ai posteri la leggenda che sei stato qui e che ti ha mandato un essere superiore, unica spiegazione per descrivere tutto il resto, e che il vivere comune ti ha portato poi alla tua uccisione da parte dei tuoi simili. Così nel tempo strumentalizzerai alcuni buoni valori per tenere a bada il popolo, diventerai uno spot pubblicitario e la plebe ci crederà, ma fino a un certo punto. Io figlio di Dio. Non sarebbe male l'idea. Meglio di no. Così, per il vivere comune, inizialmente penserai che tutti gli uomini devono essere uguali, per evitare diseguaglianze che possano fare di uno più potente di un altro, perché che sia uno o un altro sarà lo stesso, e se mai uno dovesse avere più potere di un altro, allora la razionalità e il controllo saranno affidati alla speranza, perché verserai tutto lo schifo che hai dentro per sentirti più forte, perché essere più forti significa non rimanere da solo, perché così l'orrore della consapevolezza di quello che sei assopirà le tue paure. Cosa sta dicendo? Non capisco a fondo, ma sento toccati gli angoli più cupi e oscuri della mia anima. Poi ti renderai conto che il comunismo è un'utopia perché l'unica spiegazione possibile è che non è possibile per tutti gli uomini essere uguali, semplicemente perché non lo siamo. Fisicamente, intellettualmente, ognuno ha una sua propria identità, malgrado l'intrattenimento sulla terra ci farà poi diventare un grosso gregge. Ha ragione, quell'uomo era molto più alto e grosso di me. Allora designerai una politica liberista e lì è la fine. Perché quando tutto sarà globalizzato, allora non ti resterà che vertere la tua esistenza verso la fine, malgrado illusioni d'amore allungheranno i tempi di questa apocalisse. Sangue, guerre, politica. Caro piccolo uomo, il comunismo porta al liberismo e il liberismo
inevitabilmente all'autodistruzione. Ho una grossa responsabilità. Vorrei farla finita subito. Privatizzerai ogni spazio d'aria e di terra per trarre un profitto, necessario poi alla tua sopravvivenza. Ingozzerai gli animali per poi ucciderli e venderli. Cercherai di trarre profitto da tutto e arrivato ad un certo punto le cose che ti faranno guadagnare di più saranno quelle più banali, quelle più inutili. Ci vorranno almeno 2005 anni prima di arrivare a questo. Mi sembra esagerato. Utilizzerai le donne per trarre profitto, i bambini, tutto, ma proprio tutto. Farai bere il tuo seme alla donna, chiaro e palese manifesto di come far mangiare la vita, perché arrivato a un certo punto, quando ci saranno sempre meno risorse, mangerete la vita. Vi mangerete per sopravvivere, vi farete la guerra, impiantando paure perenni per secoli che faranno vivere all'uomo un clima sempre più necrofilo. Farete tutto quello che per avvicinarvi alla verità vi porterà a decantare la morte come unica soluzione. Vi scannerete anche per cose banali, per soldi, anche per sentimenti, per le motivazioni più basse e apparentemente illogiche possibili. Farete tutto per arrivare inevitabilmente alla vostra cosciente e consapevole autodistruzione. Ho capito solo soldi e autodistruzione. Sono le cose che poi alla fine riconducono tutti i suoi discorsi. In alcuni casi farete anche del bene. Tra l'attrito del vostro animo e il mondo esterno, in rare occasioni farete anche delle opere buone. In altri casi, per lo stesso attrito, inventerete la musica, la scrittura, l'arte e la cultura in genere. Necessarie, ma poi avrete solo bisogno di intrattenervi, perché ascoltare la verità vi allontanerà dalla verità.
Aspetta.